alzarti in piedi in questo momento? Alleluia, alleluia, gloria a Dio. Facciamo finta che non c'è freddo. Facciamo finta che c'è caldo. C'è freddo, ma c'è una cosa che è molto più importante del freddo, è la presenza di Dio in questo luogo. E io credo che io prego sempre per la nostra mente quando comincia il culto. Non so se notate, io prego sempre per la nostra mente, io prego sempre perché Dio direzioni la nostra mente, perché la nostra mente è molto facile che si vada da una parte e dall'altra perché c'è troppo freddo, ma il Spirito Santo è qui questa sera. Io voglio invitarti a sentire questa presenza, a non dare ascolto a ciò che la tua mente ti farà allontanare dalla presenza del Signore. Tu sei con me? Ti chiedo di alzare la tua mano. Ti chiedo di cominciare a ringraziare il Signore perché tu sei arrivato fin qua. Ti chiedo di ringraziare il Signore perché noi abbiamo un tetto sulla nostra testa. Ti chiedo di ringraziare il Signore perché noi abbiamo questa possibilità di adorarlo. Spirito Santo, Spirito Santo, Spirito Santo. Tu sei la nostra guida, tu sei il nostro protettore, Spirito Santo, tu sei colui che ti direziona, tu sei colui che ci guida, tu sei colui che ci ama. Tu conosci la nostra mente, conosci il nostro cuore, Signore. Ti prego in questo momento, Signore, perché i nostri cuori abbiano il desiderio di adorarti, perché la nostra mente abbia il desiderio di adorarti, di innalzare a lode a te. Perché il nostro cuore, Signore, desidera stare nella tua presenza. La nostra mente ci vorrà dire tante cose, Signore, ma che il tuo Spirito Santo possa riscaldare la nostra vita, le nostre anime, e che noi possiamo sentire la presenza del Signore che è già qui, Spirito Santo. Guida questo culto, Signore. Guida la nostra vita, Signore. Noi guida e protegge i nostri cuori, i cuori di nostri adoratori, Signore. Noi stiamo facendo per te, Signore. Non lascia che l'orgoglio si prenda, Signore, possedimento della nostra vita, Signore, ma che l'onore e la gloria vada soltanto a te, Signore, che sei degno di essere adorato, sei degno di essere innalzato. Noi possiamo dare il nostro meglio, ma noi sappiamo, Signore, che il nostro meglio non basta se la tua presenza non agisce in questo luogo. Noi sappiamo che il nostro meglio che noi possiamo fare e dare non basta se la tua presenza non è qui. E quindi Spirito Santo togli da noi, Signore, l'orgoglio di dire io quello che so fare. Spirito Santo, guida la tua Chiesa nell'adorazione, che ognuno di noi possa capire che l'adorazione è individuale, Signore. L'adorazione è individuale, individuale. Vieni in questo luogo, Padre, prendi cura della nostra vita. In nome di Gesù, Padre. Spirito Santo. Amen. Io ho sentito una frase questo fine settimana che diceva così: noi non adoriamo Dio perché Lui venga e per avere l'attenzione sua. La sua attenzione è già su di noi, e questo l'ho segnata sul telefono. Noi lo adoriamo perché Lui ci sta già vedendo, noi lo adoriamo perché Lui ci sta già guardando. Non c'è nulla che noi facciamo di più perché la sua attenzione sia attirata di più su di noi. Lui sta già guardando noi. Spirito Santo, cantare. Gli
gli angeli. Alza la tua voce e canti. Gli anziani cercano le corone. Cantiamo ancora una volta gli angeli. All'inizio gli angeli. Gli angeli. Puoi alzare la tua voce. Si inchinano. Gli anziani cercano le corone davanti a te, perché ancora una volta gli angeli santi si inchinano a te. Gli anziani cercano le corone davanti a te, perché tu sei degno di lode, tutta la mia lode a te, tu sei degno di lode. Tutto è per te, tutto veniva a te, tua è la gloria. Tu sei degno di lode, tu sei degno di lode. Tutto è per te, tutto veniva a te. Tua è la gloria. Gli angeli
3 giorni che sono dentro la chiesa. Mi vedete molto, invece avevo paura di salire qua e fare cose troppo grandi, troppo alte. Ma è da un po' di tempo che Dio mi dice una cosa, è da un po' di tempo che c'è qualcosa che brucia nel mio cuore. E a un certo punto ho pensato anche una cosa, ho pensato, Signore, ma tu vuoi che io esca dalla lode? Perché quando io dovevo scegliere le canzoni mi pesava troppo, le canzoni non mi bastavano più. Io non volevo venire qua e cantare canzoni, io volevo venire qua e lasciarmi andare nella presenza del Signore. E scegliere le canzoni mi annoiava tantissimo. Io dicevo, ma perché ho sento così questo peso. E ho detto, io voglio qualcosa di più, io voglio qualcosa di sovrannaturale, io voglio qualcosa di straordinario, io voglio vivere qualcosa di più. Ma non era Dio che stava mi chiamando per qualcosa di più in profondità. Dio mi stava chiamando per vivere qualcosa di più in profondità con Lui. Io ho voluto cominciare questo culto con questa canzone che diceva così: tu sei degno di lode, tu sei degno di lode, tutto è per te, tutto viene da te, tua è la gloria. Perché è per questo che noi siamo nati, è per questo che io sono nata. E canzoni non mi bastano più, canzoni non mi bastano più. Io volevo andare in profondità con il Signore. Io voglio raccontarvi una testimonianza di qualcosa. Da un po' di tempo ho cambiato il mio status di WhatsApp che diceva così: io sono figlia amata. Perché Dio mi fa vedere che io sono amata da Lui. Perché Dio cambia piani, perché io sono la sua figlia. Eu non so che piani hai per te, che tu hai, che sogni hai, ma il Signore conosce il tuo pensiero, il Signore conosce quello che tu vuoi, il Signore conosce ciò che brucia dentro. Se è per vivere per la sua gloria, il Signore sa quello che c'è dentro il tuo cuore. E io mi sono iscritta a un corso che c'era a Madrid. Mi sono letteralmente iscritta, ho compilato tutti i moduli per andare, ma quando è arrivato il momento di pagare, io non c'ero i soldi perché costavano troppo. Era il 3 e il 4 dicembre e non avevo i soldi, avevo detto a Enrico, volevo tanto andare, ma sarebbe costato troppo. Io avevo compilato tutto, avevo fatto tutte le cose e non sono riuscita ad andare. E un giorno la Kenya mi ha chiamato, dai, vieni con noi a Milano perché c'è questa persona che starà ministrando lì. E era la stessa persona che aveva fatto il corso a Madrid. La stessa persona in cui io mi ero iscritta per questo corso e non avevo i soldi abbastanza è venuta in Italia. E questa stessa persona, dal primo giorno che ha fatto l'amministrazione, ha detto una cosa che io ho detto: grazie Signore, perché io so che questo è per me. E lei avrebbe parlato di qualcosa in quel corso. E quando lei ha detto, il primo giorno lei è andato dall'organizzatore e ha detto: io voglio cambiare i piani, voglio fare qualcos'altro. E quando lei ha cominciato a ministrare su questo, il mio cuore ha cominciato a riaccendere. Dio mi ha dato la certezza di quello che io sto vivendo e perché io sto vivendo questo. E in quel momento ho detto: Signore, grazie perché tu sai il desiderio del mio cuore. Io non ho possibilità di andare là, ma tu hai portato qualcuno qua che lo hai fatto quello che avrebbe fatto là. Perché io sono figlia amata e tu sei figlio amato del Signore. Quando tu vivi qualcosa che è per la gloria del Signore, il Signore conosce i nostri cuori per la sua gloria, per la sua gloria. Quando tu metti qualcosa, qualsiasi cosa, Signore, io vengo qua a pulire questa chiesa, ma che questa pulizia sia per la tua gloria. Questo arriverà come un profumo da Dio. E Dio mi parla tanto
mi sta parlando di progetti, mi sta parlando di qualcosa di nuovo. Io già condiviso con alcune persone qua e lo sapranno. E Dio sta dando la conferma. E perché canzoni non mi bastano più? Perché Lui vuole che noi entriamo in più in profondità con Lui. Lui vuole che noi viviamo questo con Lui. E Dio ti invita a vivere questo con Lui. Metti nel tuo cuore ciò che tu vuoi fare per la sua gloria. Per la sua gloria, come tu vuoi vivere per la sua gloria, ciò che tu vuoi fare per la sua gloria. Perché Lui è degno di lode. Noi non siamo degni di lode, Lui è degno di lode, perché Lui ci ha creato, Lui ci ha salvati, Lui ci ha fatto venire qua oggi, Lui ti ha tolto delle tenebre e ci ha posto qua. Lui ci ha dato una storia, Lui ci ha cambiato la storia. Lui sta raccontando una storia nuova dell'Andrea, che il mondo, che se io vivessi nel mondo non potrei mai vivere. È una storia speciale, è una storia eterna. È una storia speciale, è una storia eterna. Io voglio che tu preghi in questo momento. Voglio che tu preghi, Spirito Santo è qui, la presenza dello Spirito Santo in questo luogo. La sua gloria qui e tutta la nostra lode, tutta la gloria che c'è in questo luogo va da Lui, perché Lui è meritevole. Noi ti innalziamo, Signore. Comincia a dire a Lui che tu lo ami, che tu le adori, innalzi a Lui una lode. Lui è meritevole di ogni onore, di ogni lode in questo tempo, in questo luogo. Lui è degno di lode, Lui è degno. Comincia a parlare con il Signore. Puoi abitare qui, i nostri cuori sono pronti per te, Signore. Puoi abitare qui, Signore. Tu puoi abitare qui, Signore. Oh, Spirito Santo, Spirito Santo, Spirito Santo. Spirito Santo. Spirito Santo, Spirito Santo.
aspetto i rumori dei tuoi passi che arriva sulla porta. Basta bussare, io aprirò per te, Gesù. Basta bussare, io aprirò per te, Gesù. Le mie vesti bianche le ho già messe per te, sono qui che ti aspetto, vieni, balla con me, Maranatha, le mie candele sono accese, sono qui che aspetto il rumore dei tuoi passi che arriva sulla porta. Basta bussare, io aprirò per te, Gesù. Oh, basta bussare, io aprirò per te, Gesù. Le mie vesti bianche le ho già messe per te, sono qui che ti aspetto, vieni, balla con me, Maranatha, Maranatha. Le mie vesti bianche le ho già messe per te, sono qui che ti aspetto, vieni, balla con me, Maranatha, hai fuoco negli occhi, io non immaginavo, tu sei bellissimo, tu sei bellissimo. Io apro la porta al mio sposo amato, vuoi abitare qui, vuoi abitare qui. Hai fuoco negli occhi, io non immaginavo, tu sei bellissimo, tu sei bellissimo. Hai apro la porta al mio sposo amato,
Io voglio invitarti a restare in piedi per continuare ad adorare il Signore. In questo momento però, se tu hai portato oggi la tua decima, hai portato la tua offerta, la tua primizia, se hai portato il tuo meglio da donare nella casa del Signore, io ti invito a prendere questo tuo meglio, che pregheremo per questo. Pregheremo per quello che Dio ha messo nel tuo cuore oggi di portare. Abbiamo appena cantato che noi invitiamo Dio a venire nel nostro cuore, che in questo momento Dio possa aver messo nel nostro cuore una dose pulita, una dose piena di amore che possiamo dare a Lui. A Dio non piace qualcuno che dona per forza, Dio ama un donatore gioioso. Che in questo momento tu possa prendere la tua decima, la tua offerta, quella che hai separato prima di entrare in macchina per venire in chiesa, o quella che in questo momento, finché lo davi, Dio ha messo nel tuo cuore di portare. Pregheremo per questo e poi continueremo ad adorare il Signore. Che questo clima di adorazione, che questo clima che Dio ha portato in mezzo a noi non svanisca, ma possa continuare ad accompagnarci. Preghiamo insieme e consacriamo a Dio ciò che di meglio abbiamo. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento noi porteremo a te le nostre decime, le nostre offerte, Signore. Io ti chiedo, Dio, io ti prego, Dio, che questo clima di adorazione possa, Signore, continuare in mezzo a noi questa sera, ma che ognuno possa portare nelle proprie case questo stesso clima, possa conservare nel suo cuore questo stesso clima, Signore. Che, Signore, in ogni momento noi possiamo considerarci adoratori del vero Dio, che in ogni momento della nostra vita, della nostra giornata, non solo questa sera qua in chiesa, ma anche domani nella nostra casa, dopodomani nel nostro lavoro, in ogni momento della nostra vita, lo stesso clima, la stessa presenza tua possa essere dentro il nostro cuore, Signore. Io ti chiedo, Dio, di benedire così le nostre vite questa sera. Signore, noi portiamo a te oggi il nostro meglio, ma continua, Signore, a versare il tuo meglio su di noi, e noi sappiamo che il tuo meglio è questa presenza, è questo spirito, è questa gloria che noi stiamo sentendo questa sera. Nel nome di Gesù, Padre, continua a benedire questo culto e benedici ognuno di noi, benedici la tua Chiesa. Amen.
fare un grande applauso al nostro Signore. Amen. Possiamo sederci? C'è freddo, ma come aveva cominciato l'Andrea il culto oggi, Dio ha avuto modo di scaldare i nostri cuori. Penso che tutti quanti noi abbiamo sentito la sua presenza in questi primi minuti, in questa adorazione. Prima di passare alla parola voglio lasciare qualche avviso per questa settimana. Domani ci sarà, come ormai sapete, 11 dicembre, con noi sarà Talita Catanzaro in questo evento di adorazione, di lode, di ministrazione. Spero che tutti quanti voi abbiate già riservato i vostri posti. Se ancora non fosse così, mi spiace, non ci sono più posti liberi. No, scherzo, ci sono ancora posti. Dovrebbero esserci ancora alcuni posti. In piedi, posti in piedi. Oppure seduti qua per terra, tanto il pavimento è caldo, non preoccupatevi. Amen. No, se vedete ancora, se non avete già preso il vostro posto, prendete il vostro posto, parlate con l'Andrea questa sera, non c'è posto, vabbè, facciamo finta che c'è, ma è per fare un po' di pubblicità. Comunque, domani Talita Catanzaro, dopodiché, per piacere, aiutami con i banner. Feijoada brasiliana il 17 dicembre, il costo di 10 euro, è per la Chiesa, ok? Questo costo qua è un costo simbolico, è un costo per aiutare la Chiesa nel fare tutte le opere che dobbiamo fare, quindi prendete la vostra feijoada, non lasciate di comprare, ma soprattutto spargete la voce che c'è questa feijoada, spargetela il più possibile, cerchiamo di raggiungere il più famiglie, conoscete dei brasiliani che non vanno in chiesa, parlate con questi brasiliani, guardate che c'è la feijoada, non dovete stare voi a mettere 12 ore i fagioli a cucinare, che le bollette costano, lì cuciniamo noi per voi, voi soltanto lì mangiate, così la vostra bolletta non sarà cara. Se conoscete degli italiani che vogliono provarla, parlate con loro, dopodiché prendete tutti i nomi e parlate con la missionaria Giosiane, lì c'è il suo numero in sovraimpressione. E ancora una volta rinforzo quello che avevo detto la settimana scorsa, la feijoada ha un costo, come abbiamo detto le entrate noi vogliamo usarle il più possibile per sistemare tutto quanto. Se qualcuno ha in cuore di fare una donazione per fare la feijoada al di fuori dei 10 euro, fagioli, riso, carne, covi, tutto quello che si vuole, farofa, non so cosa ci sarà, parlate sempre con la missionaria Giosiane per fare questa donazione. Dopodiché 26 dicembre, ore 17, abbiamo il nostro culto cielo. Il 26 dicembre sarà un lunedì, ma tutti siamo a casa. Perché lo facciamo il 26 dicembre? Il 24 non ci sarà culto. Sappiamo che molti hanno l'usanza di fare il cenone di Natale, la vigilia di Natale, quindi rispettiamo questo, rispettiamo ciò che le famiglie sono solite fare. Quindi il 24 dicembre, che sarà sabato, non faremo il culto. Il nostro culto lo faremo il 26 dicembre con una grande cantata di Natale. I cori si stanno già preparando e quindi non mancate alla nostra cantata del 26 dicembre. Oggi, dopo il culto, a sorpresa, prove del coro. Io non faccio parte del coro, vero? Come faccio parte del coro? Vabbè. Ok, oggi dopo il culto, prove del coro. Chi non lo sapeva, mi spiace, neanche io non lo sapevo. Ultimo avviso invece mercoledì è il nostro culto in casa, terza settimana che portiamo avanti questo progetto, anche questa settimana lo realizzeremo, durante i prossimi giorni manderemo tutte le novità sul gruppo della Chiesa così che tutti coloro che vogliono partecipare possano mandarci un messaggio per prenotare il loro posto. Come sapete anche qua cerchiamo di prenotare il posto perché non si possono portare 30 persone in una casa. Quindi cerchiamo di fare in modo che
il maggior numero di persone possibile riesca a starci, ma ovviamente i primi che si prenotano sono i primi che avranno il loro posto. E ovviamente anche chi è nella zona. Vedremo dove farla questa settimana, stiamo aspettando la conferma, ma anche questo mercoledì culto in casa. Amen. Finiti gli avvisi, giusto Alex? Ottimo. Lettera di Paolo agli Efesini, capitolo 6, dal versetto 10 in avanti. Chi vuole seguire sulla propria Bibbia ha l'opportunità di seguire. Amen. Efesini 6 dal 10 fino al 18. Dice così: del resto fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi della completa armatura di Dio, affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Perché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma è contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e dopo aver compiuto tutto il vostro dovere restare in piedi. State dunque saldi avendo preso la verità a cintura dei fianchi, essendovi rivestiti della corazza della giustizia e calzati i piedi della prontezza che dà l'Evangelo della pace, prendendo oltre tutto ciò lo scudo della fede con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio, pregando in ogni tempo per lo Spirito e con ogni sorta di preghiera e supplica. E a questo vegliando con ogni perseveranza e supplicazione per tutti i santi. Amen. Forse la mia versione era leggermente diversa da quella che avete letto, ma spero che tutti quanti abbiate potuto seguire. Facciamo una preghiera, dopo cominciamo questo momento. Padre, nel nome di Gesù, Signore, abbiamo già sentito la Tua presenza, abbiamo già sentito che Tu sei qua in mezzo a noi, possiamo avere la certezza di questo perché il Tuo Spirito si è fatto sentire questa sera. E io Ti chiedo, Signore, di continuare questa Tua permanenza in questa casa, Signore, in questo tempio, in questo luogo di preghiera, Signore. Muoviti in mezzo a noi, Signore, conforme alla Tua volontà. Tocca i nostri cuori, facci intendere, Signore, ciò che Tu vuoi oggi della Tua parola, che, Signore, la Tua potenza possa risiedere in ognuno di noi e che questa parola possa mettere radice affinché ognuno di noi possa restare saldo davanti ai dardi infuocati del maligno, oggi e sempre. Noi Ti preghiamo nel nome di Gesù, parla la Tua Chiesa questa sera. Amen. Amen. Conosciamo forse tutti questo testo, è un testo già predicato molte volte, un testo molto conosciuto, è il testo che ci parla dell'armatura di Dio, dell'armatura del cristiano. E oggi non voglio darvi nuove rivelazioni su questo testo, non voglio dirvi forse nulla che non abbiate mai sentito, ma ho il desiderio di come Dio ha parlato con me in questa settimana, in queste ultime 2 settimane a proposito di questo testo, che ognuno di noi possa non solo dire devo rivestirmi dell'armatura di Dio, ma possa intendere che cosa vuol dire rivestirsi dell'armatura di Dio, possa intendere veramente che cosa sono tutti questi pezzi dell'armatura che Dio ci ha dato, che Dio ci ha lasciato, che cosa vogliono dire, a cosa ci servono, quando dobbiamo usarla. Voglio essere il più breve possibile questa sera. So che c'è freddo, come ha detto Andrea, il freddo ci fa perdere nei pensieri, ma io vi prego di ascoltarmi questi pochi minuti, perché noi possiamo intendere veramente che cos'è questa armatura di Dio e come questa armatura ci può servire. Amen? Amen? Ok. Versetto numero 10. Vi chiedo anche se gentilmente posso avere un bicchiere d'acqua, che ho la gola secca, ho cantato con troppa forza. Versetto numero 10. Del resto fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza.
Il versetto numero 10 è il primo che abbiamo letto. Dice Paolo: del resto fortificatevi nel Signore. Questa è una parola per tutti quelli di noi che sono orgogliosi. Quanti qua sono un po' orgogliosi? Non c'è nessuno che è orgoglioso? Vedo delle mani alzate, ci sono delle persone orgogliose, ci sono persone che dicono: a me non serve l'aiuto di nessuno, io basto a me stesso. Dio ci dà una parola qua: dobbiamo fortificarci. Dobbiamo fortificarci. Ognuno di noi ha bisogno di fortificarsi. Non pensare che tu basti a te stesso. Ognuno di noi ha bisogno di fortificarsi. Ma di fortificarsi di che cosa? Del resto fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Dio non ci dice di fortificarci in palestra, di fortificarci attraverso l'aiuto di qualcuno. Dio ci dice fortificarci della sua potenza. Noi dobbiamo fortificarci della potenza di Dio. Io penso che questo sia qualcosa di grande che Dio ci richiede. Dio ci sta dicendo: io voglio che tu abbia la mia potenza. Ok, fortificatevi della mia potenza, della potenza di Dio. Dio vuole che noi abbiamo la sua potenza. Io quando mi immagino la potenza di Dio, mi immagino i miracoli solitamente, no? Quando uno pensa nella potenza di Dio, pensa a Mosè che apre il Mar Rosso, o pensa a Gesù che risuscita Lazzaro, o pensa, non lo so, a qualche altro miracolo, alla pioggia di fuoco su Sodoma e Gomorra. Questo mi immagino per la potenza di Dio. Ecco, Dio vuole che noi abbiamo questa stessa potenza. Dio desidera che noi ci fortifichiamo della sua potenza. Penso che questo sia un qualcosa che ci sorprende, o no? Dio vuole che ci fortifichiamo della sua potenza. Dio vuole che noi siamo come Lui. Dio vuole che noi abbiamo il potere che ha Lui. È chiaro che poi noi soltanto magari lo esercitiamo, è Lui che ce lo dà, è Lui che ce lo favorisce, ma Dio vuole che noi otteniamo questo potere. Rivestitevi, versetto 11, rivestitevi della completa armatura di Dio, affinché possiate restare saldi contro le insidie del diavolo. Allora, Dio vuole che noi ci fortifichiamo della sua potenza. In che modo? Rivestendoci della completa armatura di Dio. Quindi noi, leggendo questi due versetti, scopriamo che la potenza di Dio risiede in ciò che c'è nella sua armatura. Noi possiamo raggiungere la potenza di Dio attraverso ciò che c'è nella sua armatura. Perché dice: fortificatevi della potenza di Dio rivestendovi della completa armatura. E la cosa interessante è che Dio non vuole che noi ci rivestiamo solo un pochino dell'armatura di Dio, che noi mettiamo solo la cintura o solo la corazza o solo la spada. Dio vuole che noi ci rivestiamo della completa armatura di Dio. Ci sono tanti che usano solo la spada, che è la parola di Dio, no? E vanno a combattere con questa spada, ma Dio non vuole che noi usiamo solo la spada. Dio vuole che noi ci rivestiamo della completa armatura. Dio vuole che noi indossiamo la cintura della verità, la corazza della giustizia. Non basta solo conoscere la parola a memoria per poter combattere con la parola. Noi dobbiamo essere saldi contro le insidie del nemico, come dice la Bibbia. E per fare questo ci serve la completa armatura. Ci sono quelli che usano solo lo scudo della fede e dicono: ma a me non mi interessa tanto studiare la parola, io ho fede in Dio, ho il suo scudo, mi proteggo da tutto. No, Dio vuole che noi ci rivestiamo della completa armatura di Dio. Ci sono tante persone che tengono il Salmo 23 aperto in casa, no? Magari hanno la Bibbia così esposta col Salmo 23. Chiaro, il Salmo 23 è un bellissimo passaggio, ma se potessi consigliare esposto sul comodino, io metterei questi versetti qua, questi passi qua, perché penso che ogni giorno noi dovremmo svegliarci e ricordarci che cosa noi dobbiamo vestire. Ogni giorno noi dovremmo svegliarci e leggere questi passi e dire: Dio, oggi dammi la cintura della verità. Dio, oggi dammi la corazza della giustizia. Dio, dammi lo zelo al posto delle scarpe.
e dammi la salvezza qua sulla testa. Coprimi con lo scudo della fede e insegnami affinché io possa usare la tua parola come spada. Questo è un testo che noi dovremmo leggere ogni mattina, dovremmo saperlo a memoria per ricordarci ogni momento della nostra vita come dobbiamo comportarci, cosa abbiamo al nostro fianco, quali sono le virtù che noi dobbiamo avere. Dio vuole che noi ci vestiamo della completa armatura di Dio, della sua completa armatura. Dio non vuole darci solo un pochino di sé. Dio non vuole darci solo un pochino. Dio vuole darsi completamente a sé. Come Dio vuole rivelarsi completamente a noi, come Dio vuole farsi conoscere completamente da noi. Dio vuole darci completamente il suo potere. Quando Dio ci ha dato lo Spirito, non ci ha dato un pochino dello Spirito. Dio ci ha dato tutto lo Spirito. Forse noi facciamo fatica a intendere questo, ma se pensiamo che lo Spirito Santo è una persona, sono 3 persone, la Trinità è composta da 3 persone, Padre, Figlio e Spirito. Allora immaginatevi se al posto dello Spirito c'era scritto che Dio ci avesse dato Gesù. Non ci ha dato solo un braccio di Gesù, ci ha dato tutto Gesù, no? E sarebbe strano, io vi do un dito di Gesù. No, quando Gesù ci ha detto che ci lasciava lo Spirito, io vi lascio lo Spirito Santo. Non un pezzettino, non un dito dello Spirito Santo, non un piede. Ci ha lasciato tutto lo Spirito Santo. Siamo noi che dobbiamo imparare ad usare questo Spirito. Siamo noi che dobbiamo imparare a convivere con questo Spirito, ad avere intimità con questo Spirito. Ma Dio vuole darsi completamente a noi. Vuole darci tutto quello che ha. Io mi ricordo all'inizio della mia conversione, penso che succede un po' a tante persone, no? E penso che è un modo dell'agire di Dio. Quando uno sta cominciando ad avvicinarsi a Dio, gli consigliano, prova a pregare per sistemare la tua vita, no? Prega perché Dio ti dia un lavoro, prega perché Dio ti faccia questo, prega perché Dio ti faccia quello. E noi cominciamo a pregare per tutte queste cose. E caspita, ci accorgiamo che funziona veramente questa storia della preghiera. Questo succede proprio all'inizio della camminata, poi Dio ti chiede sempre qualcosa in più, no? Più cresci. Però proprio all'inizio tu preghi e Dio fa, tu preghi e Dio fa, tu preghi e Dio fa. Almeno con me è successo così. Ho chiesto una cosa, Dio me l'ha data. Ho chiesto un'altra, Dio me l'ha data. Ho chiesto un'altra, Dio me l'ha data. Non ero ancora credente al 100%, io credevo un po' così, diciamo, ma ogni cosa Dio me la dava. Penso proprio per farsi conoscere da me, no? Affinché io credessi in Lui. Finché un certo giorno ho detto basta, Dio non può rispondermi a tutte le preghiere, avrà anche altri a cui ascoltare, no? Quindi ho smesso di pregare per non usufruire troppo della bontà di Dio, perché Dio vuole darsi completamente a noi. Siamo noi tante volte che gli impediamo di darsi a noi. Siamo noi che mettiamo dei blocchi nel nostro rapporto con Dio, siamo noi che mettiamo dei blocchi ai miracoli che Dio può fare nelle nostre vite, siamo noi che mettiamo dei blocchi alle guarigioni che Dio può fare nelle nostre vite. Siamo noi. Ma Dio, fosse per Lui, ci darebbe tutte le benedizioni che ha. E così Lui ci dice, rivestitevi della completa armatura di Dio. Perché dobbiamo rivestirci della completa armatura di Dio? Versetto 13, prendete la completa armatura di Dio, versetto 12, perché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma è contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Noi dobbiamo prendere questa armatura per difenderci da tutte queste bestie che abbiamo appena detto, principati, potestà, i dominatori di questo mondo di tenebre, le forze spirituali della malvagità, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi chi sono i nostri nemici in questa storia? Gli angeli, o meglio, quelli che un tempo erano angeli, no? E che sono caduti, hanno seguito Satana e sono diventati demoni. Loro sono i nostri nemici. Quindi quando tu pensi a quella persona là proprio non la sopporto, in realtà quella persona che magari ti fa tanto del male non è il tuo nemico. Il tuo nemico è il seme del peccato che vive dentro quella persona.
ma non è la persona il tuo nemico. Il tuo nemico può essere quel demone che si sta usando di quella persona, quel principato, quella potestà che si sta usando di quella persona, ma non è la persona il tuo nemico. Per quello quando Gesù viene sulla terra, fa quel bellissimo sermone del monte, no? In Matteo capitolo 5, al versetto 43, Gesù dice così: avete sentito dire, amate i vostri amici e odiate i vostri nemici. Ma io vi dico, amate i vostri amici e amate i vostri nemici e pregate per coloro che vi perseguitano. Non sono le persone i nostri nemici, non sono le persone i nostri avversari. Il nostro avversario è il seme del peccato che abita dentro la persona. Il nostro avversario è il demone che si usa di quella persona. Ma se ci pensiamo, forse oggi qua siamo tutti salvi, forse Dio qua ha già dato un po' di libertà a tutti quanti noi, ma anche noi fino a un po' di tempo fa avevamo lo stesso seme dentro di noi e chissà quanti di noi sono già stati usati da demoni nella loro vita e chissà magari quanti oggi, tuttora, hanno lasciato qualche breccia e vengono usati dai demoni nella loro vita. Il nostro nemico non è il nostro fratello, non è la nostra sorella, non è il vicino di casa, non è quello che sta guidando davanti a noi, che frena all'improvviso, che sembra che voglia farsi fare un incidente. Il nostro nemico non è la persona. Il nostro nemico sono gli angeli, sono i demoni, sono i principati, le potestà. Il nostro nemico è spirituale, non è fisico. Dio dice: ama i tuoi nemici, ama la persona, prega per la persona. Tant'è che quando Gesù è venuto sulla terra ha detto: io non sono venuto per giudicare le persone, non sono venuto per giudicare il mondo, per condannarlo, sono venuto per salvare il mondo, non per condannarlo. Quindi i nostri nemici per i quali ci serve questa armatura sono le forze spirituali. Versetto 13: perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio. Che cos'è questo giorno malvagio? Che cosa vuol dire il giorno malvagio? La versione della Bibbia interconfessionale traduce in questo modo qua: affinché possiate resistere nel giorno della battaglia. Forse è più facile da capire. Quando è che dobbiamo prendere l'armatura? Nel giorno della battaglia. Per combattere contro chi? Contro i demoni. Ci siamo fino a qua. Qual è il giorno della battaglia allora? Qual è? Contro i demoni. Contro chi? Contro i demoni. Ma in che giorno? Nel giorno della battaglia. E qual è questo giorno della battaglia? Tutti i giorni. Quanti qua non hanno avuto una battaglia oggi? C'è gente qua che oggi ha perso il treno, c'è gente che ha perso l'autobus, sono loro qua davanti. Tutti abbiamo battaglie in ogni giorno della nostra vita. Io ho avuto una battaglia ieri, anche 2, forse anche 3, chissà quante battaglie. Oggi sono sicuro che ce l'avrò domani. Non si scampa. Gesù ha detto: chi mi segue deve essere pronto ad affrontare ogni cosa. Ha detto: le volpi hanno le tane dove riposare, gli uccelli hanno i nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove riposare il capo. Chi segue Gesù sicuramente soffre battaglie, sicuramente. Anche chi non lo segue le soffre, figurati, chi segue Gesù ancora di più. Quindi quando noi dobbiamo vestirci di questa armatura? Ogni giorno. Quando è il giorno malvagio, quando è il giorno della lotta? Ogni giorno. E per questo vi dico, se volete, dal Salmo 23 passate a Efesini 6 sul vostro comodino, perché questa armatura è qualcosa che noi dobbiamo usare ogni giorno. Ma finalmente arriviamo a vedere quali sono i pezzi di questa armatura. Versetto 14: state dunque saldi avendo preso la verità come cintura dei vostri fianchi. La verità come cintura dei nostri fianchi. Quello che voglio capire è che cos'è la verità e perché come cintura. Io ho sempre letto questi versetti qua in un modo molto, nel senso,
pensi ai pezzi dell'armatura, c'è la corazza, c'è la cintura, ci sono le scarpe, i calzari, lo scudo, la spada, l'elmo. Chiaro, sono questi qua i pezzi dell'armatura, ma se ci pensiamo, ogni pezzo dell'armatura non è messo lì a caso, diciamo. Cioè ogni pezzo ha un significato. E la cosa più emblematica è la spada, no? La spada dello Spirito, che è la parola di Dio, e tante volte la Bibbia ci parla di questa spada dello Spirito, che è la parola di Dio, no? Proprio come spada, la parola di Dio è una spada. Ma ogni altro pezzo di questa armatura ha un significato se sta lì. Perché la verità come cintura? E che cos'è la verità? Si è posto questa domanda un'altra persona che troviamo nella Bibbia. Ha chiesto proprio che cos'è la verità. Era Pilato, sapete Pilato, no? Il governatore della Giudea che ha condannato Gesù a morte, alla crocifissione. Quando gli farisei hanno portato Gesù da Pilato affinché fosse interrogato prima di essere crocifisso, hanno fatto un po' un discorso. Pilato gli ha chiesto: sei tu veramente un re? Perché i farisei dicevano: lui dice che è il nostro re, ma non è vero, no? E Pilato va: sei tu veramente un re? Gesù dice: sì, io sono un re, ma in realtà non sono un re di questo mondo, io vengo da un altro mondo, anche perché se fossi re di questo mondo il mio esercito sarebbe venuto a liberarmi, non avrebbe permesso che voi mi imprigionavate. E Pilato dice: ma perché sei qua allora? E Gesù risponde: io sono qua per testimoniare della verità. E Pilato allora dice: che cos'è la verità? Poi prende e va fuori. Che cos'è la verità? La domanda di Pilato è un po' sbagliata, non dovrebbe essere che cos'è la verità, ma chi è la verità. Gesù a Pilato ha detto: io sono venuto a testimoniare della verità. Se noi vediamo Giovanni al capitolo 8, vediamo Gesù che dice così: io sono la luce del mondo. E quando dice questa frase, io sono la luce del mondo, i farisei vanno da lui e cominciano a dirgli: non è vero, tu sei un bugiardo, perché tu testimoni di te stesso. Gesù testimoniava di se stesso, e quando a Pilato ha detto: io sono venuto a testimoniare della verità, è perché stava testimoniando di se stesso. Chi è la verità? Non che cos'è la verità. Gesù è la verità. In Giovanni 17, al versetto 17, Gesù in una preghiera che fa a Dio dice così: Padre, santificali nella verità, la tua parola è verità. Gesù dice: la parola è verità. Ma chi è la parola? Giovanni 1,1, in principio era il verbo, in principio era la parola era presso Dio, la parola era Dio. Questa parola di Giovanni 1,1 è Gesù. Santificali nella verità, la tua parola è verità, Gesù è la verità. Quindi quando noi diciamo che dobbiamo mettere i nostri fianchi, dobbiamo mettere questa cintura della verità, noi vuol dire che dobbiamo mettere Gesù ai nostri fianchi. Questa è la verità, Gesù. Ma perché ai nostri fianchi? Che cosa vuol dire? Che cosa fa una cintura? Qual è lo scopo della cintura? Allacciare i pantaloni. No, non è allacciare i pantaloni, perché se voi andate a vedere alle feste, se voi andate a vedere alle feste, quando le signore si mettono i vestiti, quelli eleganti così, si mettono questa cintura qua, che non è la cintura dei pantaloni, è proprio sul vestito, così diciamo ornamentale, no? Che in realtà serve per stringere, giusto? Forse è solo ornamentale, però stringe effettivamente. E che cosa fa la cintura quando ce la mettiamo nei pantaloni? Ci stringe i pantaloni affinché non caschino. La cintura ha lo scopo di stringere. E perché noi dobbiamo metterci la verità a stringerci? Perché c'era qualcosa che ci stringeva un giorno. Davide nel Salmo 124 dice che è il laccio del cacciatore che ci stringeva. Se noi andiamo a vedere Paolo, di solito lo chiama il peccato più comunemente. Noi eravamo incatenati dal peccato. Ma adesso la verità ci rende liberi. La verità ci rende liberi.
Sempre in Giovanni al capitolo 8 Gesù continua quel discorso dicendo: conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi. Perché noi dobbiamo metterci questa cintura, dobbiamo essere stretti dalla verità. Perché prima noi eravamo stretti dal peccato, ma se oggi noi ci stringiamo con la cintura della verità, questa verità ci può rendere liberi. Che cosa vuol dire rendere liberi? Vuol dire che non siamo più schiavi del peccato. Vuol dire che il peccato non ha più dominio su di noi. E quindi vuol dire che tutti i nostri pensieri che prima erano contaminati dal peccato, che prima erano influenzati dal peccato, oggi possono essere liberi di scegliere. Quando Gesù ci rende schiavi, tra virgolette, perché noi siamo schiavi di Cristo, no? Gesù ci ha comprato attraverso il suo sangue, ci ha redento attraverso il suo sangue. Redento, la redenzione vuol dire comprare. E quando Gesù ci ha comprato dal peccato, il peccato era il nostro proprietario, quando Gesù ci ha comprato, noi siamo diventati schiavi di Cristo. Solo che sotto la schiavitù di Cristo, Lui ci dice così: guarda, è vero, tu saresti di mia proprietà, ma io ti permetto di scegliere ogni giorno cosa vuoi fare, senza influenzarti. Se vuoi io posso anche influenzarti. C'hai lo Spirito Santo dentro di te che ti può guidare, ma anche c'è quel seme del peccato che ti può guidare. Ma oggi tu hai la libertà di scegliere. Prima non ce l'avevi più di tanto. Prima il seme del peccato ti influenzava un po' di più. Per questo noi dobbiamo vestirci ogni giorno di questa cintura della verità. Perché ciò che prima ci influenzava verso il male, se noi indossiamo questa cintura, non c'è più. Perché la verità ci rende liberi. Conoscerete la verità che è Cristo e la verità vi renderà liberi. La seconda parte dell'armatura è la corazza. La corazza della giustizia. Amen. Che cos'è la giustizia di Dio e perché ce la mettiamo sulla corazza? La giustizia di Dio è il giusto giudizio. Dio è il giusto giudice. È sempre una cosa molto astratta, secondo me, parlare di giustizia di Dio. È molto difficile capire che cos'è. Ma Dio è il giusto giudice e la sua giustizia è il giusto giudizio. Non è solamente un giusto giudizio. Il giudizio di Dio è un giudizio impari. È un giudizio che dice: guarda, tu hai sbagliato, tu non hai sbagliato. Dio è giusto. Non è che se uno fa tutta una vita di peccati, Dio dice, gli passa la mano sulla testa, dice: ah, va bene, tranquillo. No, Dio è giusto. Se uno ha fatto tutta una vita di peccati, dice: tu hai sbagliato. Poi, per fortuna, c'è anche la misericordia, ma purtroppo la misericordia non c'è in questa armatura, quindi non ne parleremo. Ma Dio è giusto. Se uno ha sbagliato, dice che ha sbagliato. Se uno non ha sbagliato, dice che non ha sbagliato. Vediamo la giustizia di Dio anche nella ricompensa. La giusta ricompensa è qualcosa che fa parte della giustizia di Dio. Una volta i discepoli di Gesù erano preoccupati, ha detto: ma noi ti seguiamo, ma che cosa mangeremo, di cosa ci vestiremo? E Gesù ha detto: no, non preoccupatevi di queste cose, non preoccupatevi di cosa mangerete, di cosa vestirete. Dio vi darà tutto ciò di cui avete bisogno. Cercate il regno di Dio e la sua giustizia e tutte le altre cose vi saranno date in seguito. La giustizia di Dio è anche la giusta ricompensa di Dio. Dio non ci lascia senza ciò di cui abbiamo bisogno. Questo fa parte della giustizia di Dio. Ma perché quindi il giusto giudizio di Dio, la giustizia di Dio deve essere messa come armatura? Siamo andati a fare un culto in casa mercoledì e una persona che era lì ha lasciato un messaggio che purtroppo è molto comune. Ha detto che tante volte lei cominciava a fare un proposito, magari di preghiera, o un proposito di lettura della Bibbia, o un proposito di digiuno, ma non riusciva mai a compierlo, non riusciva a portarlo a termine, non riusciva a starci dietro. E tutte quelle volte lei non si sentiva più degna di andare davanti a Dio, non si sentiva più degna di
adorarlo, non si sentiva più degna di piegare le ginocchia alla sua presenza, perché non riusciva a compiere questo proposito che aveva con lui. Grazie a Dio in questa sua testimonianza ha detto che ha superato questa cosa qua. Ma chi secondo voi stava accusando questa persona? Era Dio che la stava accusando? Non era Dio che la stava accusando. Noi dobbiamo vestire l'armatura di Dio perché niente ci possa accusare. Soltanto Dio ha un giusto giudizio per le nostre vite. Soltanto Dio ci può accusare e ci accuserà un giorno, ma quel giorno non è oggi, perché Gesù non è venuto per giudicare, ma è venuto per salvare. Ma solo Dio ci potrà accusare, solo Dio ci potrà giudicare, solo la sua giustizia, solo il suo giusto giudizio. Solo che tante volte il nostro nemico ci accusa e le sue accuse possono farci male, tanto da non farci sentire più degni di andare alla presenza di Dio. Se noi indossiamo questa corazza, la corazza della giustizia di Dio, ogni giorno sapremo che solo Dio ci può giudicare. Solo Dio ci può colpire, nessun altro ci può colpire. Non c'è accusa di Satana che ci possa colpire, non c'è accusa della nostra mente che ci possa colpire. Nulla ci può colpire, perché noi siamo rivestiti della giustizia di Dio e quindi solo il suo giusto giudizio potrà colpirci. Ma non è oggi il giorno che ci colpirà. Oggi Gesù è venuto per salvarci, non per condannarci. La terza parte di questa armatura è lo zelo che noi mettiamo sulle scarpe, vestiti i calzari dello zelo per il Vangelo. La mia Bibbia dice mettete i calzari della prontezza per il Vangelo. Che cos'è lo zelo? Lo zelo è una voglia estenuante di fare, estenuante, proprio qualcosa che non sai neanche magari il perché hai così tanta voglia di metterti all'opera. Teologicamente lo zelo è adoperarsi per la salvezza. Adoperarsi per la salvezza. E quindi quando qua Paolo scrive mettete ai vostri piedi lo zelo per il Vangelo, vuol dire mettete ai vostri piedi questa voglia incontenibile di adoperarvi per la salvezza. E perché dobbiamo metterla ai piedi? Perché dobbiamo fare. Perché che cosa facciamo noi coi piedi? Camminiamo, corriamo, ci muoviamo. Noi non possiamo avere questo zelo se non ci muoviamo. Gesù è molto chiaro, sui piedi, sulle scarpe, dove voi correte, dove voi vi muovete, dove voi vi date da fare, mettete questa voglia di fare proprio. Questa voglia di adoperarvi per la salvezza. Se tu predichi, predica. Se tu canti, canta. Se tu adori, adora. Se tu hai testimonianze, testimonia. Se tu hai doni di imporre le mani, imponi le mani. Se tu hai la possibilità di fare miracoli, guarigioni, fai miracoli e guarigioni. Se tu profetizzi, profetizza. Se tu hai altri doni spirituali, usali. Per questo noi dobbiamo mettere lo zelo per il Vangelo, questa voglia di adoperarci per la salvezza sui piedi, perché noi ci dobbiamo muovere affinché persone possano essere salve. Nessuno si salverà finché stiamo qua. Le persone si salveranno quando noi cominceremo a fare, a dare ciò che Dio ci ha dato, a dare ciò che Dio ci ha dato. Dopo lo zelo c'è la salvezza, l'elmo della salvezza, perché la salvezza sta in testa. Perché la salvezza è qualcosa che per noi esseri umani non può essere così tanto razionale. E nella nostra testa c'è la parte più razionale dell'essere umano. Come possiamo razionalizzare il paradiso se neanche abbiamo idea di come sarà veramente, di cosa si farà veramente? C'era una persona che ha detto, santo cielo, era una persona della chiesa. Ha detto, santo cielo, se veramente in paradiso si canterà 24 ore su 24, non so se voglio andarci, perché a questa persona non piace cantare. Noi non sappiamo veramente che cosa si farà. Come possiamo avere la certezza del paradiso? Per questo Dio ci dice, mettete l'elmo della salvezza sulla vostra testa, che questa salvezza possa riempire la vostra testa, che
che questo paradiso possa diventare qualcosa di razionale per voi e soprattutto che nessuno possa farvi cambiare idea sul fatto che voi siete salvi, sul fatto che voi siete figli, sul fatto che voi avete questo paradiso come eredità. Dobbiamo avere la salvezza sulla nostra testa affinché nessun altro pensiero possa entrarci dentro. Noi siamo salvi. Il sacrificio di Gesù, il sangue di Gesù è sufficiente per la nostra salvezza. Poi abbiamo lo scudo della fede che ci protegge dai dardi infuocati, questo si spiega da solo. Quando abbiamo detto all'inizio che noi dobbiamo fortificarci della potenza di Dio, giusto? E quando diciamo potenza di Dio, ma penso che un po' tutti quanti noi ci immaginiamo i miracoli di Dio, no? Ma i miracoli di Dio sono veramente la potenza di Dio? È veramente il miracolo la potenza di Dio? O il miracolo è solamente il mezzo attraverso il quale Dio manifesta la sua potenza? La potenza di Dio non è il miracolo è il mezzo attraverso cui Dio manifesta la sua potenza. La guarigione è il mezzo attraverso cui Dio manifesta la sua potenza. La potenza di Dio risiede nella fede. Quando noi dobbiamo fortificarci di Dio, noi dobbiamo avere fede in Dio. Quando noi vogliamo riempirci della potenza di Dio, noi dobbiamo avere fede in Dio. Perché il miracolo è solo il compimento della potenza di Dio. Ma ciò che ci permette di arrivare al miracolo è la fede. Chi ha salvato Sadrach, Mesach e Abednego dalla fornace? Un miracolo che ha fatto sì che non si bruciassero. Non è stato un miracolo, è stata la fede di Sadrach, Mesach e Abednego. E la fede ha fatto sì che ci fosse il miracolo. La fede è lì che risiede la potenza di Dio. E infine la spada, che è la parola di Dio. Fratelli, che ognuno di noi possa vestirsi ogni giorno di questa armatura, indossare la verità per sapere che siamo veramente liberi, indossare la giustizia affinché nessuna accusa ci possa colpire, sapendo che Dio è il giusto giudice nelle nostre vite, e indossare l'elmo della salvezza per ricordarci ogni giorno che noi siamo figli di Dio e che il suo sacrificio è abbastanza per essere salvi. Indossare lo zelo per il Vangelo, questa voglia di fare per salvare vite, per salvare persone. Indossare lo scudo della fede affinché la potenza di Dio risieda in noi. E indossare la spada dello Spirito per combattere il nostro nemico. Perché non basta difenderci, dobbiamo anche attaccare. Non basta difenderci, dobbiamo anche attaccare. Ma c'è un'ultima cosa che leggiamo in questo versetto. Il versetto 17 dice: prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, e la spada dello Spirito che è la parola di Dio. Versetto 18, pregando in ogni tempo. Non serve a nulla che noi ci vestiamo di tutte queste virtù, che noi ci vestiamo di tutte queste cose, di tutta questa potenza, se Dio non è con noi. Il Salmo 127 dice così: invane le sentinelle fanno la guardia alle mura, se Dio non protegge la città. Possono esserci tantissime guardie sulle mura, tantissime sentinelle armate, pronte, che vegliano, ma se Dio non protegge la città, quelle sentinelle non serviranno a niente. Noi possiamo vestirci delle migliori qualità, delle migliori virtù, ma se Dio non protegge la nostra vita, questa armatura non servirà a niente. Quindi quando noi ogni mattina leggeremo questo Efesini 6, 10, leggeremo di cosa dobbiamo vestirci, leggeremo ogni giorno e capiremo perché dobbiamo mettere la cintura della verità, la corazza della giustizia, l'elmo della salvezza, lo scudo della fede, la spada dello Spirito, i calzari dello zelo. Non dobbiamo dimenticarci di pregare Dio affinché Dio protegga la nostra vita, affinché Dio guardi la nostra vita, affinché Dio renda salda questa armatura. Perché se Dio non protegge noi, niente
potrà servire. Nessun nostro impegno, nessuna nostra forza. C'è scritto in Zaccaria, non è per forza né per potenza, ma è per lo Spirito di Dio. Vuoi essere saldo, vuoi combattere contro il maligno, vuoi che nessuna accusa ti attacchi, vuoi che nessun dardo infuocato ti attacchi, che nessuna tentazione ti faccia cadere. Per prima cosa, prega. Prega che Dio sia con te. Prega che Dio sia con te. E una volta che Dio è con te, allora rivestiti della completa armatura di Dio, affinché la sua potenza sia con te e tu possa resistere contro ogni attacco del maligno ogni giorno. Amen. Ci alziamo in piedi, chiamiamo il gruppo di lode. Facciamo una preghiera insieme per concludere questa parola. Potete ripetere insieme a me. Padre, nel nome di Gesù, ti preghiamo che ogni giorno noi possiamo vestirci della verità per essere liberi dal peccato. Noi possiamo vestirci della giustizia affinché nessuna accusa possa scalfirci. Noi possiamo vestirci della salvezza per ricordarci che siamo tuoi figli. Noi possiamo vestirci dello zelo per adoperarci per la salvezza. Noi possiamo vestirci della fede per riempirci della tua potenza. Noi possiamo vestirci della tua parola per combattere contro ogni nemico. Sii con noi, Dio, nel nome di Gesù, ogni giorno della nostra vita. Amen. Thank you.
vittorioso è colui che può dare a noi la vittoria. Dì alla persona di fianco a te, colui che ha già vinto può dare anche a te la vittoria. Ancora una volta, con più forza, colui che ha già vinto può dare anche a te la vittoria. Non c'è problema, non c'è ostacolo, non c'è situazione, non c'è niente che può competere con la potenza di Dio, con la stessa potenza della quale Dio ci chiede di rivestirci. Niente può competere con questo. Che Dio possa essere con tutti quanti noi ogni giorno e che ognuno di noi ogni giorno possa vestirsi di questa armatura per vincere insieme a Lui. Amen. Amen. Amém. Volevo soltanto darvi qualche avviso per domani. Volevo chiedervi se ci sono persone che vogliono lavorare domani, aiutarci, collaborare. Ti serve una mano anche per il parcheggio, per fare le macchine stare più vicino alle altre, o per esempio la nostra macchina qualcuno si può mettere anche dietro, che così ci stiamo più numero di persone, perché vedi oggi siamo in pochi perché ci sono tante persone malate oggi, preghiamo anche per loro dopo, ma c'è già quasi parcheggio pieno, quindi ci serve qualcuno che ci dia una mano lì fuori, ci serve tanta persona che ci dia una mano qua dentro. Adesso dopo che finisce il culto c'è la nostra cantina, potete mangiare e poi dopo la cantina ci sarà faremo gli auguri al nostro fratellino Christian e tutti sono invitati a mangiare la torta. E dopo volevo chiedervi di darci una mano di prendere tutte le sedie che ci sono in giro e di riempire il tempio con le sedie. Ci sono le sedie di là, ci sono le sedie là dietro, dobbiamo togliere un po' di quelle decorazioni lì, e quindi se potete darci una mano e stare qua. Mentre tutto questo succede abbiamo anche la prova del coro, chi ha ricevuto una canzone dobbiamo provare, passare almeno una volta ogni canzone, perché sabato prossimo ne passeremo ancora e poi il 26 ne faremo una grande e bellissima cosa per Dio. Amen? Amen? Amen. Allora invito Christian qua. C'è qualcun altro che ha compiuto gli anni nell'ultima settimana? C'è qualcuno? Sorella Zilda. È vero, Miguel. Bene, allora possiamo accendere le luci? Alziamo la nostra mano verso di loro per benedire la loro vita. Che Dio possa dare un altro anno pieno di gioia, di pace, serenità, salute, e che le sue benedizioni siano su di loro. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento noi mettiamo la vita, Signore, di questi tuoi figli, di Christian, di Zilda, di Miguel, Signore, davanti a te, Padre. Io ti chiedo, Dio, che tu possa portare le tue migliori benedizioni, Signore, che tu possa portare gioia, pace, salute, prosperità, Dio. Ogni meglio che tu hai per loro, Signore, possa donarglielo, e che questo nuovo anno possa essere un anno pieno di esperienze con te. Noi ti preghiamo per questo nel nome di Gesù. Amen. Tanti auguri a voi, tanti auguri a voi, tanti auguri a voi.
possa benedire la nostra settimana, che possa essere con noi, possa portare le sue benedizioni nelle nostre case, nelle nostre famiglie, possa portare guarigione in quelle case malate dove famiglie oggi stanno passando influenza e altre cose, che Dio possa essere con tutta la sua Chiesa e che l'amore di Dio Padre, che la grazia di Gesù Cristo e lo Spirito Santo di Dio siano con tutti quanti noi e insieme possiamo dire Amen.